Pestata a sangue ed abbandonata agonizzante sul retro di una fabbrica a Mogliano, l'ex Nigi Datalogic è ancora avvolto nel mistero il brutale pestaggio che ha visto come vittima una prostituta 25enne di origine rumena. A ritrovarla priva di sensi all'alba è stata una collega. Un'amica che, non vedendola rincasare, si è allarmata ed è andata a cercarla nei posti dove normalmente la stessa si apparta con dei clienti e l'ha trovata appunto riversa al suolo. La giovane, soccorsa dal personale del suo M118, presentava gravi ferite in tutto il corpo, lesioni alla testa, aveva i pantaloni abbassati, ha detto in italiano stentato di essere stata stuprata dal suo aguzzino. Una volta trasportata in ospedale, i medici hanno riscontrato la frattura dello sterno e delle costole, oltre a lesioni alla laringe e alla trachea. Chi ha pestato la ragazza l'ha fatto utilizzando la guida di legno del cassetto di una scrivania trovato sul posto, dove a quanto sembra la 25enne era solita appartarsi con i clienti. Ora la ragazza è ricoverata al Cafoncello, non più in pericolo di vita. Nel frattempo sono partite le indagini dei carabinieri, l'ipotesi di reato è quella di tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Treviso stanno indagando in maniera molto approfondita per comprendere le circostanze che hanno portato all'aggressione di questa prostituta. Un cliente in preda a un raptus o il gesto di un maniaco oppure un'aggressione premeditata legata alla spartizione del terraglio nel mercato del sesso. Tutte le piste attualmente restano aperte. Quello che è certo è che l'aggressione avrebbe potuto avere un esito tragico ed il responsabile se n'è andato solamente quando la vittima non reagiva più in alcun modo, forse credendola morta.